Oggi, sabato 7 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Salute promossa dall'OMS, che ha scelto come tema la copertura sanitaria universale da raggiungere entro il 2030. Anche a Montegrotto per questa giornata si sono proposti un obiettivo, quello di diventare una città a rischio cardiocircolatorio zero. Un obiettivo ambizioso che però grazie alle associazioni locali potrà presto essere raggiunto. Sono state infatti donate oggi le nuove colonnine provviste di defibrillatore da installare prossimamente in giro per la città. Cosa serve il defibrillatore? Viene utilizzato per prevenire la morte cardiaca improvvisa, unito comunque al massaggio cardiaco. Il defibrillatore fa un'analisi se c'è un ritmo cardiaco defibrillabile, fibrillazione o tachicardia ventricolare. In questo caso, in caso che venga rilevato questo tipo di anomalia a ritmo cardiaco, decide di erogare la scarica. In questo caso si va a far ripartire il cuore. È uno scombussolamento elettrico del ritmo cardiaco e il defibrillatore va proprio a interrompere questa anomalia elettrica. Poi se le manovre di rianimazione cardiopolmonare unite all'utilizzo del defibrillatore hanno effetto, la persona può riprendere conoscenza nel giro di qualche minuto. A contribuire alle nuove colonnine sono stati in particolar modo il Rotary Club, i commercianti di Montegrotto e la CRI, Croce Rossa Italiana Comitato di Terme Euganee. 7 aprile, Giornata Mondiale della Salute. Anche Montegrotto Terme in Piazza Roma ha voluto celebrare questa giornata legata alla salute, con la presenza di tante associazioni che operano nel territorio nell'ambito appunto della salute, con il Comitato della Croce Rossa delle Terme Euganee, il LILT, l'Avis, l'associazione ADMO e il Centro Studi Termali Pietro d'Abano. Una giornata che vogliamo celebrare anche nei prossimi anni, appunto per sensibilizzare i cittadini e i nostri turisti ai temi della salute. Sfisce Channel News, Montegrotto Terme.